Sta cambiando, è cambiata, lo dicono chi ci abita. Insomma, la presenza della polizia c'è, il comune si è attivato, mi pare di poter dire che non vedo insomma, una situazione di difficoltà in questo momento. Si sta riqualificando, il processo è lungo, non sarà immediato, bisogna lavorarci, è necessaria la partecipazione un po' di tutti e secondo me funzionerà sul lungo periodo. Per ora lavoriamo e vediamo, diamoci un po' di tempo. Le manifestazioni, le denunce, le iniziative cittadine e comunali per combattere il degrado e la criminalità in Via Piave stanno dando i loro frutti, come testimoniano commercianti e residenti della zona e non solo. Ad oggi, pur mantenendo una presenza di fenomeni di spaccio e di qualche accattone e via, il numero si è notevolmente ridimensionato. Questo ci fa pensare che la direzione è esattamente quella giusta. Tra le iniziative anche il mercatino della Coldiretti, che però non sembra dare i risultati sperati. Un mercato che fa fatica a decollare, a partire proprio anche dalla disposizione, a partire anche dalla disposizione stessa. Manca il parcheggio, quindi diciamo che non so ancora quanto continuerà, ecco. Ma se in realtà in Via Piave la situazione sta migliorando, sono in molti a sostenere che il problema si sia in realtà spostato. Come si sposta il problema ci spostiamo anche noi, cioè noi gli vogliamo lasciare nessun spazio e quindi l'invito che continuiamo a fare a tutta la cittadinanza è quella di prendere coraggio, di scendere in strada e di partecipare attivamente, mantenendo però la figura del cittadino e non del sostituto poliziotto, a appunto contribuire con iniziative di vario genere a eventi, manifestazioni, così come non per ultimo adesso si svolgerà il 10 di giugno proprio in Via Piave presso i Giardini la cena conviviale del gruppo di lavoro appunto Via Piave.